Aveva mai visto una cosa del genere? No, no, no. Cos'è successo qui? Che c'è venuto la valle che in italiano si chiama Torrenton e in dialetto veneto Torontonton. Gli già venuto altre 4 volte, così mai. Mai. Mica ho 52 anni, mai visto, ho sempre abitato qua, mai. Chi abita a Piovene Rocchette è abituato alle mattane del tempo, ma una colata di fango come quella che ha invaso il paese dopo il fortunale dell'ultimo giorno di luglio è una cosa assolutamente diversa dal solito. È successo che probabilmente, siccome che si è cambiata la morfologia del monte, io ho sempre abitato qua, c'è stata sì una bomba d'acqua, però ha portato giù, perché su nel monte non c'è stata una manutenzione adeguata secondo il mio parere. Qui è iniziato tutto, qui l'acqua si è trasformata in una frana, la frana è qui sopra, non si sa ancora quanto grande sia, però si è trasformata in rocce pesanti anche 50-100 kg che sono rotolate nella contrada sottostante. La dimensione del fiume di fango sceso sulla contrada è ben superiore al consueto, ma pare che da queste parti la montagna si comporti spesso in modo invadente per il borgo e sulla portata della colata l'opinione pubblica si divide. Non è la prima volta questa è la terza volta che più o meno uguale. Lei aveva mai visto una cosa così grave? Ma più o meno sì, è stato nel 2014 che c'è stata una cosa simile, un po' più, un po' meno. Dopo un'acquazzone molto forte è venuto giù una frana dalla montagna e questi sono i detriti che sono arrivati. Quindi un disagio per tutta la contrada e tutto il paese perché è arrivato fino giù in paese. Qui sono scesi 21.000 metri cubi, forse di più, di fango, roccia e detriti portati giù dalla montagna. La colata di melma e sassi che ha invaso Piovene ha cementato ancora di più l'unità fra le persone in paese e tutti si sono rimboccati le maniche per dare una mano. Io ringrazio perché qui è uscita l'umanità delle persone, tutti si sono tirati sulle maniche, compresi anche una famiglia di bengalesi che abitano qui. E quindi io ringrazio tutta la popolazione perché si è vista unione in questo disastro che è successo. Adesso noi stiamo pulendo, io spero sinceramente, vivamente, che domani non venga giù chissà che acqua, perché ha messo acqua, perché finora siamo solo riusciti a pulire, arginare da dove è sceso il pezzo di montagna, non è stato fatto niente. Stavolta non si è fatto male nessuno, ma l'intera comunità condivide il timore che una nuova perturbazione dia una spinta decisiva a quel che si è mosso lassù, sulla montagna.